Ciao a tutti, io sono Mario e bentornati su Big Rocket Project. Oggi non faremo nessun progetto, ma ci sarà il Q&A. Quindi prenderò tutte le domande che mi avete lasciato nei commenti e risponderò a un po' di domande. Ma prima ci prendiamo una bella bevanda che qui fa freddo. Prima di fare il Q&A oggi volevo provare delle frese che mi sono portato da casa per degli incastri specifici che non ho mai provato. Quindi adesso andiamo e settiamo tutta la macchina. Ok, allora le frese che ho portato sono un set, alcuni set della CMT e alcuni set di frese americane che avevo comprato ancora all'inizio, comprate dall'America. Ovviamente da ignorante non sapevo che avessero un codolo di dimensioni diverse, per cui questo non è il classico ovviamente 12 mm ma il 12.7 mi pare, e tutte della marca Ionico. Le frese in questione sono questi due set, sono sempre giunzioni dente canale, poi ho quest'altra fresa qui per fare i T-slot e questa qua gigante che, se non ricordo male, serve per fare tagli a 45 gradi e unioni, tipo per fare cassetti o altro. Io vorrei provare questa qua per vedere l'effetto. Dovrebbe essere identico tranne che per questo piccolo chamfer a 45 sotto. Ok, mi sembra che il collare sia già quello giusto, perfetto. Ok, non sono andato a vedere come si configura, però dovrebbe essere semplice, semplicemente qui fa la scanalatura. Penso che possa andare fino a pezzi di questa grandezza. Io cerco di tenere la scanalatura comunque in centro al pezzo, diciamo, mi sembra in centro. La riga invece la mettiamo qui a pari con il cuscinetto. Queste sono le due parti precise e lascia questo piccolo groove qua. Sembrano quasi le perline un po' da baita, un po' la situazione qui. Invece di fare il coso piatto come dietro, rimane così. Ok, la fresa che volevo provare adesso è questa qui per tagli a 45 gradi. L'ho comprata più di 5 anni fa ed è ancora nuova. Siccome come al solito non mi va troppo di andare a leggere che modello è, di come utilizzarla, vado prima ad occhio, ovviamente facendo degli errori, ma è il modo che ho di apprendere più veloce che conosco. Sbaglio, capisco di cosa ho bisogno, faccio le ricerche e vado. Allora, siccome questo pezzo qui rosso non riesco a toglierlo e la fresa non riesco a farla andare più giù, per arrivare in centro alla fresa col mio pannellino utilizzo questa che terrò ferma qui mentre passo dritto con il mio pezzo. Prova 2. Ok, terzo tentativo. Ok, allora finché lui va avanti a cercare di capire come funziona quella fresa lì, io libero un attimo qui e noi facciamo il Q&A. Dennis domanda: quanti anni hai? Sono del 1991. Gianluca domanda: di dove sei vecchio? Bologna o Modena? Purtroppo nessuna delle due, abito in provincia di Verona, precisamente sul lago di Garda. Mike domanda: quanto sei alto che nel letto non ci stai? Sono alto 1,97 m. Fate riferimento a Gabriello e a me quando si avvicini. Big rocket project there. Oh, so there's a Gabriello there, see?
Look at the delta difference in height. Sempre Dennis domanda se sono sposato. No, Dennis, non sono sposato, ho semplicemente una fidanzata. Ciao Alessandra. Sempre Dennis domanda se ho film e serie TV preferite. Film, penso che uno dei miei preferiti senza ombra di dubbio sia Ritorno al futuro. E quindi qua apriamo una parentesi di tutto quello che riguarda... Ok, scusa, un attimo solo, guarda. Volevo solo dirti che ho finito. Questo è il meglio che sono riuscito a fare. Bravo. Sì, però adesso, visto che è già finito, io qua devo ancora terminare. Vai avanti e pulisci. Almeno. Sì, ok, va bene. Ok, ti lascio stare, pulisco anche se non usi quei toni lì, Dicevo, il mio film preferito è Ritorno al futuro. Da qua si apre una vasta categoria di film e telefilm, tutti quelli che riguardano lo spazio, tutti quelli che riguardano i viaggi nel tempo, per me hanno già vinto. Serie TV dipende, a volte ho voglia di guardare qualcosa di impegnativo, mi piacciono molto quelli che parlano di enigmi, giochi mentali, psicopatici. Tutto quello che riguarda la mente mi interessa molto e basta, ecco dai. Francesco chiede come hai iniziato a fare il maker. Allora, ho iniziato semplicemente facendolo. Il maker è una parola che vuol dire tutto e niente, nel senso chiunque faccia qualcosa è un maker. Nel periodo in cui ho iniziato era un momento in cui dovevo capire bene che cosa voler fare nella vita, cosa sarei voluto diventare e stavo facendo i lavori in studio, nel Know-How Studio, dove ho fatto tutta quella miniserie del bar che vi lascio sempre qua nelle schede se volete andarvela a vedere. E niente, ho cominciato principalmente comprando attrezzatura da hobbista, facendo progettini per conto mio, poi pian piano la voce si è sparsa, ho cominciato a fare arredi su misura, passaparola, si allarga e così poi è partito il canale, bim bum bam picozza, siamo arrivati qua. Mi domandano sempre come è iniziato e quali sono i progetti. I miei progetti sono quelli di diventare un maker a 360 gradi, cioè io voglio imparare a fare tutto. Il mio obiettivo, il mio punto di riferimento è Jimmy Di Resta, come tantissimi altri maker. Lui è il God Maker, è quello che sa far tutto, di tutto, è molto creativo, è bravissimo a fare qualsiasi cosa e quindi quello a cui punto io ovviamente è avvicinarmi il più possibile a una completezza come la sua, saper lavorare il metallo, il legno e saper fare tutto di tutto. Poi ovviamente sotto ci sono altri progetti che porto avanti, però questo qui è quello principale. Mario domanda, aggiungerai anche la stampante 3D nei tuoi nuovi progetti? Sì, vai Mario, complimenti. Prima di questa avventura con Giacomo, che lavoro facevi? Prima di venire qui da Giacomo io avevo un lavoro part-time in centro a Verona in un negozio. Appunto, riprendendo la domanda di prima di come ho cominciato, quando ho capito che volevo diventare un maker, sono passato da un contratto full-time a un contratto part-time, così da avere il tempo da potermi dedicare a questa mia passione. Ehi, guarda che ho già finito di pulire, per cui vado a casa. Ci vediamo dopo. Sì, ma basta adesso interrompermi. Vai pure e ci vediamo dopo. Ciao. Dicevo, sono passato part-time, così avevo il tempo da dedicare a questa mia passione. Per fortuna c'era quel lavoro lì che mi ha dato questa opportunità, evitandomi di fare il salto direttamente da dipendente a libero professionista. Piastra Petri, Dove ti sei trasferito e perché? Mi sono trasferito qui da Giacomo, che sta in Liguria, da casa mia che è qui. Ho fatto tutto questo viaggio fino qua. E perché sono venuto qua? Molto semplicemente perché ci siamo già conosciuti tempo fa con Giacomo e tutto, e sono già venuto qui qualche settimana a fare dei lavori e mi sono trovato veramente bene. Quindi niente, sono qua per imparare principalmente. Aiuto Giacomo facendo alcuni lavori come questo bel tavolo da lavoro. Per me è un onore essere qui con Giacomo e tutti gli altri ragazzi del team, perché come vi ho già spiegato qui ho il confronto che da me manca, a casa mia mi manca non avere il confronto su come fare un determinato progetto, su come fare qualcosa su YouTube, dei video e tutto. Da me non c'è un ecosistema del genere in cui posso confrontarmi, e qui c'è, oltre al fatto che posso lavorare
a progetti come questo tavolo che vedete, super bellissimo, che vedrete presto anche sul mio canale, a progetti come questo tavolo e con attrezzature che per me per il momento sono inaccessibili. Sono qui principalmente per imparare, ok? È un periodo in cui mi ci tuffo al 100% nel making e su YouTube, quindi quello che faccio è questo. Andrea Zuliani mi domanda: che lavoro fai oltre allo youtuber maker? Niente, faccio proprio lo youtuber barra maker. Io sono un artigiano, per cui realizzo progetti su commissione e non lavoro più in quel negozio a cui vi accennavo prima. Se andate in questo video qua, che vi lascio nelle schede, quello del cabinato, in fondo ci sono alcune spiegazioni. C'è un misto di domande più o meno tutte inerenti a quanto starò qui da Giacomo, che lavori facciamo, quanto ti fermi, che lavoro fai, in questo laboratorio che cosa facciamo, perché hai deciso di andare a lavorare con Giacomo e quanto ci starai. Rispondo a tutti questi. Quanto mi fermerò qui da Giacomo non c'è ancora una data precisa, però penso che tutto il 2021 mi vedrete qui con Giacomo e poi si vedrà se collaborare ancora oppure tornare a casa e fare altri progetti. Dipende tutto come va quest'anno. Diciamo che questo è un momento in cui investo molto sul canale, investo molto su di me. Vediamo poi, dopo aver seminato per un anno, quanto è cresciuto e quindi da lì valuterò un attimo meglio che cosa fare di progetti, se tornare a casa, rimanere qui o non lo so. Detto Savo domanda: sei felice del tuo cambio vita oppure qualcosa non è come te lo immaginavi? Onestamente non potevo immaginarmi come sarebbe stato. Ho fatto un periodo a programmare questo passaggio per non aver sorprese tutto tra dipendente e libero professionista. Questo non ho avuto nessun tipo di problema, basta studiare e organizzarsi e uno non incontra troppe problematiche, ecco. Per quanto riguarda se mi immaginavo così qui da Giacomo, nel senso mi immaginavo che fosse esattamente così ed è proprio quello che cercavo. Se vuoi che ti dica, se è questo che mi stai chiedendo, è quello che cercavo. Essere qui per me ed essere nel posto giusto dove devo essere in questo momento della mia vita. Per cui non ho avuto troppe sorprese, ecco. Allora, Woodworking Engineering mi chiede: come ti trovi a far parte di un team di maker creativi? Pensi che questa esperienza ti farà crescere o in qualche modo ti farà cambiare il modo in cui ti approcci ai problemi che incontri quando progetti, costruisci qualcosa? Questa penso che sia una delle domande più belle che mi abbiano fatto. Sicuramente è proprio quello che cercavo, è il motivo per cui sono venuto qui da Giacomo ed è il confronto delle cose. Ovviamente questa fase della mia vita sono in uno stato di apprendimento totale e sperimentazione, quindi non perdo occasione di mettermi alla prova con qualche progetto che non ho mai fatto, qualche lavorazione che non ho mai fatto, con attrezzature nuove, in modo da incrementare il più possibile queste mie skills da maker e diventare sempre più bravo e più veloce a progettare e realizzare oggetti. Quindi far parte di un team sicuramente è la cosa migliore per me in questo momento. Pensi che questa esperienza ti farà crescere in qualche modo, ti farà cambiare il modo in cui ti approcci ai problemi? E lo spero proprio, nel senso, io non ho la presunzione di dire che quello che faccio io è il modo migliore e onestamente nel making non penso che ci sia un modo migliore o peggiore di fare una cosa. C'è quello che funziona e c'è quello che non funziona. Se funziona sei già arrivato ad un risultato ottimo. Poi dal funziona a renderlo perfetto ci sono 1 miliardo di sfumature che puoi prendere, utilizzare un attrezzo piuttosto che un altro perché la finitura la fa meglio quell'attrezzo, la sequenza in cui fai le operazioni per arrivare a un manufatto, quella è molto importante, ti può far risparmiare molto tempo e fatica ed arrivare allo stesso risultato. Quindi spero proprio di cambiare idea e modo in cui progetto e realizzo i miei lavori. Ok, vado a mangiare, rispondo all'ultima, quindi quali altri progetti hai in futuro? Questa è un'ottima domanda, Rinaldo. Diciamo che di progetti ce ne sono tanti.
Come vi dicevo, adesso sono in un mio periodo di apprendimento e starò qua a fare questo. Di progetti sotto ne sto portando avanti abbastanza, progetti che riguardano l'arredo principalmente, progetti che riguardano questo canale, progetti che riguardano nuovi format che mi piacerebbe portare in futuro. Per ora concentriamoci solamente su questo 2021 in cui vedrete parecchie lavorazioni con macchinari nuovi e io che imparo ogni giorno sempre qualcosa di nuovo. In questo canale che cosa voglio portare? Ecco, spiego il mio mondo, cioè il making, la strada che ho deciso di intraprendere, di essere un maker a 360 gradi, l'obiettivo che vi dicevo prima, diventare come di Resta, ok, che sa fare tutto. Questo voglio portarvi qua sul canale, quindi io che ogni volta e in ogni video imparo qualcosa di nuovo per la prima volta e quindi cercare di condividere questa esperienza sia quando i lavori vanno bene sia quando i lavori vanno male, perché il modo migliore di imparare è sbagliare sempre, quindi ti metti lì, sbagli, capisci, ripeti. Per me funziona così e quindi niente, spero di aver risposto a tutte le vostre domande, spero di avervene fatte venire delle altre. Se fosse così lasciatemele pure qua sotto nei commenti, magari più avanti faremo un altro Q&A se questo è andato bene o vi è piaciuto. Grazie mille per tutte le domande che mi avete fatto, per il supporto che mi continuate a dare e ci vediamo sempre il prima possibile in un nuovo video. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, commentate, lasciate un bel like per far arrivare questo video a più persone possibile, aiuta molto questo canale e l'algoritmo. Grazie, ciao!